Oh ragazzi, andiamo qua. Dobbiamo adesso... Dov'è l'ambasciata? Ma siamo già alleati con gli Stati Uniti. Forza, La forza. guerra è un inferno. Forza. Ecco che arrivano i jet. Vorrei capire... Ah, ecco che bombardano. Stiamo venendo a Avete prenderti. visto? Vediamo un po' dove sono tutte le altre truppe. Tantissime truppe sono qua giù. Vediamo se riusciamo a spostarle. Vediamo un po'. Stanno distruggendo mezzo mondo, mamma mia. Speriamo che non distruggano l'acciaieria, la quale è anche bella potenziata. Centrale nucleare dov'è? Ah, è arrivato altro uranio, meno male. Ecco qua, vediamo, qua possiamo fare. Oh, aumenta di 20.000 la quantità di risorse. Perfetto, appena arrivano i soldi. I Ok. militaristi sono conquistati dalla tua grande spregio di... Più militaristi. Un messaggio per i valorosi che hanno lottato contro il nemico. Viva Tropico! Viva il presidente! E a tutti quelli che sono sulle barche diretti verso casa. Oh, mi dispiace, speravo che avremmo potuto conoscerci meglio. Ma siete rimasti così poco e non avete fatto altro che farvi prendere a calci nel di dietro. Sì. Allora ragazzi, 37.000 dollari. 37.000 dollari, il caseificio qua aumentiamo, aumenta di 5 considerazioni da parte dei nazionalisti, va bene. Allora, abbiamo risolto il problema dell'uranio, ne abbiamo tanto. Qua aumentiamo qua, perfetto. Le macchine le stiamo producendo, perfetto. L'efficacia di tutte le piantagioni sull'isola aumenta di 15. Assemblaggio riduce il 6, aumenta di perfetto. Abbiamo 13.000 dollari, vediamo se possiamo investirli. Fabbrica di cioccolato, produce cioccolato da cacao e zucchero. Dobbiamo adesso innovarci. Questa la dobbiamo fare subito. Adesso i prossimi soldi, fabbrica, sì. Piantagioni di cacao. Piantagione di cacao. Vediamo se le possiamo fare qua giù sotto il vulcano. Vabbè, purtroppo qua dobbiamo farle. Una, due e basta. Dai, le navi sono partite. La raffineria sta funzionando. Oddio. Abbiamo scoperto una tecnica Ok, il programma spaziale è stato ultimato. Ora facciamo opzioni costituzionali e acqua calda. Tutti si sono lavati per 60 anni qua con l'acqua fredda, mamma mia. Tanto qua guardate come esce il fumo dalle nostre industrie, perché si sta veramente producendo al massimo. Ehi là, ma perché qua non lavora nessuno? Cioè, perché no? Scuola superiore, cioè le nostre scuole, 2 scuole abbiamo in tutta l'isola. Questa e l'altra. Dov'era? L'altra era una. L'altra non me la ricordo dove ormai. Vediamo dov'è l'altra scuola. Qua sono. Dobbiamo aumentare anche l'efficacia delle scuole. Dobbiamo farlo un po' prima. Direi che è stata l'invasione svedese. Ok, nuova missione da parte dei globalisti. Stanno arrivando i soldi, dai. Alcune persone protestano. Chi è che protesta? Chi è che protesta? Dov'è sta protesta? Dov'è? Ah. Che volete? Siamo a un passo dal creare un nuovo... Sì, ok, ma mi servono adesso i soldi. Se no non riesco ad andare avanti. Qua la nave è arrivata. Vediamo qua sotto il porto se l'abbiamo fatto. Dov'era? Eccolo qua. Che ci sono anche altri profitti per regolare meglio il traffico. Sì, però sti lavoratori si devono sbrigare qua. L'aeroporto ancora in costruzione. Oh, ecco che arrivano un po' di soldi. Allora, che cosa avevo detto? Sì, ok. Però prima... le piantagioni di cacao. Piantagioni di cacao, nuova strada. Piantagioni di cacao. Piantagione di cacao, perfetto. Gira, gira. No. Come dire, la felicità si sta abbassando. Sicurezza. Intrattenimento è bassissimo. Che possiamo fare adesso?
Che possiamo fare? Cineplex? Non abbiamo più energia? Come è possibile? Ah, questa zona intanto non è neanche servita dall'energia elettrica. E com'è possibile un hotel non è servito dall'energia elettrica? Ok. Sto stadio, vediamo se lo riescono a finire. Intrattenimento, poi cosa c'è? Religione. Ah, io qua avevo queste chiese che avevo posizionato, però purtroppo qua prima di finirla ce ne vuole. Ok. Ne avevo messo anche un'altra che, se non sbaglio, l'avevo posizionata. Trovala adesso. Non mi ricordo precisamente dov'era, però la felicità adesso è bassa. Trattenimento, libertà, lavoro. Senza tetto, ragazzi, sono diminuiti, dai. Da 300 a 90 le case ci sono. Sanità, dovremmo aumentarla. I prossimi soldi vediamo di migliorare intrattenimento e sanità. Ecco che arrivano i soldi. Sanità. Facciamo una cosa, mettiamo un'altra. Facciamo una cosa, un altro ospedale. Ma il problema sono i costruttori che non ci sono. Facciamo una cosa, un'altra clinica qui e un altro ospedale qua giù, proprio in questa nuova zona, una nuova mini città che si è creata qua. Creiamo nuovi posti di lavoro, quindi con questi uffici di costruzioni. 1, 2, 3 e 4. Facciamoli subito. No, lo possiamo finire. Però si riempiono quasi subito, vedete? È fatto in modo che questi guadagnano 3 mazzette di soldi. Per entrare nelle case popolari ne serve una, quindi si riesce abbastanza bene a vivere. Forza, costruzione rapida. Ancora no, 52%, perfetto, abbiamo preso un altro punto in più. 1%, qua abbiamo finito. La nave è arrivata, benissimo. Finiamo pure questo qua. Ah, addirittura qua le piantagioni da zucca. $50.000. Allora, andiamo. Dove? Andiamo. La sicurezza. Dov'era la sicurezza? La sicurezza. Chi se lo ricorda? È 10 partite che faccio, 10 video e non mi ricordo mai dov'è la stazione di polizia. Cerchiamola piano piano. Stazione di polizia. Allora, il crimine si è diffuso principalmente, ecco qua, nella zona di ingresso alla città. E adesso noi mettiamo una stazione di polizia qua e un'altra stazione di polizia qua. $7.000 per finirle. Queste non le possiamo costruire subito. Un altro supermercato lo mettiamo qua. Questo lo facciamo subito. E poi io farei il canale 110 è troppo. Questo Cineplex farei, che è una specie di cinema a quanto ho capito. Lo mettiamo qui e basta. L'uranio c'è fortunatamente. Qua consumo totale ancora 460. Possiamo fare quello che vogliamo. Procediamo, ragazzi. Piantagioni di cacao sono ferme per adesso. La fabbrica di cioccolato era quasi finita. Prossimi soldi qua. Oh, costruzione rapida. Questo è il cacao. Inoculazione. Aumentiamo l'efficacia. Vai. $26.000. Editti. Summit internazionale migliora di 20 tutti i rapporti internazionali per un periodo di 5 anni. E così penso che miglioreremo anche il fatto con la Cina. E questa, ecco, perfetto. Abbiamo sbloccato strutture sanitarie. Con questi soldi adesso costruiamo subito l'ospedale che c'era qua. Dov'era l'ospedale? La clinica che c'era qui. Facciamola subito. L'ospedale dov'era? Qua manca energia, vero? Ah, l'edizione. La date per quanto? Per poco. Costruzione rapida. $49.000.
il vulcano. Dovremmo collocare la centrale geotermica in sostituzione. Fabbrica di elettronica, mettiamola qua. Qui c'è il bauxite, abbiamo anche l'oro. Mi raccomando, anche questa facciamola in fretta. Gli Stati Uniti ci mandano $15.000 che consumiamo, che sfruttiamo. Oh, si era bloccato il gioco. Zucchero. Allora, zucchero e cacao per la fabbrica di cioccolato. Uno. Ancora si blocca. Perché si sta bloccando il gioco? Forse perché sto andando troppo veloce. Oh. Qua zucchero e cacao. Cacao. Una bella strada. Stiamo però sfiorando il confine. Il confine della zona turistica. Attenzione ragazzi. Vabbè, ancora non l'abbiamo completamente toccato. Ok. $56.000. Io metterei qua una bella base militare per proteggere tutte queste. La facciamo subito perché è importante questa. Ho paura che qua nascano nuove azioni ribelli. Corazza reattiva per i carri armati. Responsabile un chi? Nessuno per adesso. Qua c'è un supervisore. Qua mettiamo un ambientalista. Va bene. Andiamo così. Vediamo se questi costruttori si decidono. Finiamo qua sto zucchero. Io ho paura non di questo. Ho paura delle elezioni. Che siamo al 52%. Salviamo. Ragazzi, siamo al 52% di consenso, dico, C'è sempre questo problema dell'intrattenimento e del cibo che non va bene. Vediamo. Proprietario. L'ospedale lo stanno terminando. Perfetto. Qua devono finire anche questi due edifici. Lo stadio e anche l'altro. Perfetto. Qua stiamo prendendo un bel po' di oro. Ok. Le banche sono il solo raggio di sole. Ok, qua la porteria è ancorata a largo per difenderci, meno male. Splendido! Tropico sta diventando senza ombra di dubbio un attore importante. 2 uffici gratuiti, non so a cosa servono, però li mettiamo. Erano qua? Genera denaro in base al numero di persone che vivono nelle vicinanze. E allora un ufficio lo mettiamo qua. E l'altro qua. Sì, finiscili questi, mamma mia. Forza ragazzi, arrivano soldi nuovi. Sì. Potenziamo qua la miniera. Inquinamento, va bene. $40.000. Io dico che qua non lo finiranno mai. Ma io un attimino. No, $37.000 però sono tanti. 2 banche volevano, Facciamone un'altra. Soldi finiscono ora abbastanza in fretta. Metterei anche il canale TV per aumentare la libertà. Il canale TV posizionerei anche qua. E niente, stanno arrivando adesso tantissimi turisti. Se riescono, io ho detto qua priorità alta di tutti e due. Vediamo un po'. Cioè, guardate quanti uffici di costruzioni che ci sono. Cioè, tantissimi. E non riusciamo ancora. Abbiamo ricevuto altri punti di ricerca. Tra poco finiremo anche altre nuove. Presidente, i tropicani chiedono delle elezioni ragazzi, per il prossimo la anno. partita è finita. Vogliono mostrarti quanto... È finita la partita. Adesso scenderà a 52 subito. Sì, ma io me ne frego, non posso aspettare a voi. Costruiamo sto stadio subito. Oh. Mettiamo la paga al massimo. Stadi internazionali. Perfetto. Come budget mettiamo. No. Presidente. Ok.
Allora, opzioni costituzionali. Lotta alla pirateria, aumenta il 20%, la ricerca è più lenta, la generazione di punta di ricerca aumenta del 15%, meno cittadini diventano ribelli, la ricerca è più lenta. Settore strategico, protezionismo, aumenta del 20% il prezzo base delle materie prime, il prezzo dell'esportazione principale, sì. Efficienza energetica. Allora, meno 20% all'efficacia delle fabbriche, no. Vediamo un po'. Sì. Budget fabbrica, priorità all'economia, anche se inquinano di più, per il momento ci serve per migliorare ancora di più l'economia. 50% però di inquinamento in più, attenzione qua. Saltiamo in aria. Comunque proprio adesso doveva emanare la Costituzione che ci sono le elezioni, Potevamo aspettare un paio di mesi. Vediamo che succede. Questo stadio vediamo se lo possiamo finire subito. $22.000, purtroppo non ci siamo arrivati. Dovremmo fornire a tutti un servizio sanitario. Va bene, ma con calma. Adesso ci sono le elezioni. Arrivano aerei qua a tutta forza. Dicevi, i profitti aggiuntivi dalla vendita dei biglietti, tutti i rapporti internazionali migliorano, ma il budget... Ragni tropicali giganti. Va bene. Aumenta. Ci danno anche dei soldi quelli dell'Unione Europea. Forza! Vediamo un po'. La fabbrica dell'elettronica. Qua già stiamo producendo cioccolata. Cioccolato, scusate. E qua c'era anche la fabbrica dell'elettronica. $40.000. Forza, finiamo anche questo Cineplex. Chi è che è insoddisfatto qua? Come non lavora nessuno qua? Ehi, dove sono queste persone che si stanno lamentando? Non le vedo. Boh, che hanno finito la protesta? Ah no. Presidente, tu sei un padre benevolo per tutta la comunità Addirittura. tropicana. Vedremo. Comunque ragazzi, per oggi vediamo di fermarci qua. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Vediamo come finiscono queste elezioni. Alla prossima. Ciao a tutti.